Dio non sta con chi fa del male, ma con chi soffre. Le parole del vescovo di Ozieri tremano negli animi di chi assiste ai funerali di Carmela Dore a Nule nel giorno del silenzio e nel giorno degli arresti che aprono alla svolta nelle indagini che hanno condotto in prigione i due giovani cugini accusati di duplice omicidio. Picchiano duro anche le parole dei magistrati che parlano di valentie e omertà erette a sistema e di un contesto tale da consentire alla rabbia, covata per mesi, di innescare la furia omicida che ha causato i due fatti di sangue rimasti avvolti nel mistero per oltre un anno nel centro Sardegna. Il dito puntato contro una società che fatica ad uscire da vecchi sistemi comportamentali che prevedono di lavare col sangue l'onda di un'offesa insopportabile. Parole durissime pronunciate da chi sottolinea che la svolta è arrivata solo grazie ad un meticoloso lavoro investigativo che non ha avuto però nessuna collaborazione da parte della comunità. Ci si interroga su quei tanti adolescenti di un'isola confinata nel suo cuore centrale che pur connessi col mondo globale attraverso internet e i social emulerebbero con superficialità e sprezzo del buon vivere atteggiamenti propri di un passato grigio che sembrava superato e le cui ombre più cupe si conservano invece di decennio in decennio appesantendo le coscienze della società agropastorale che non riesce a scuotersi di dosso i suoi fantasmi. Tuonano le parole dei magistrati ad alto volume per farsi ascoltare, per scuotere e smuovere posizioni di barricata. Gianfranco Bottazzi, docente di sociologia economica, pronuncia: la valentia è un residuo di una società arcaica che un tempo poteva essere anche un valore regolativo. Era associato a concetti anche positivi come il coraggio, ma oggi non ha più senso. È assolutamente fuori da ogni logica e da ogni giustificazione. È balordaggine, secondo Antonietta Mazzette, responsabile dell'Osservatorio sulla criminalità in Sardegna e ordinario di sociologia urbana all'Università di Sassari. Non si capisce e spiega come ad un'età così giovane ci si debba rifare a modi di comportamento di 80-100 anni fa, quando tutto nel frattempo è cambiato. La partecipazione attiva della comunità è un deterrente perché episodi del genere si possano ripetere. Se non si parla, invece, e si è sicuri che nessuno parli, allora è anche più facile colpire.